Un Veneto magnifico a Piazza di Siena, edizione numero 89 per il concorso ippico capitolino che si svolge nel cuore di Villa Borghese. E ancora una volta il Veneto ha portato a casa risultati eccezionali a questo appuntamento di massimo livello e prestigio nel calendario mondiale. La squadra, composta da Alessandra Renzi, Emma Ruffo, Maria Sole Giambenini, Aisha Emma Mazzucato e Aurora Rosson, ha conquistato nella Coppa del Presidente un bellissimo secondo posto in classifica, proprio come lo scorso anno, chiudendo le due manche della gara a 0 penalità e rimanendo dietro la Sicilia solo per pochissimi secondi. Le emozioni sono intense più che mai, anche a distanza di un mese dal bellissimo risultato. A portare bene pare sia stato un curioso rito scaramantico che le ragazze ci hanno confessato di avere. Abbiamo trovato lì a Piazza di Siena questo gelato che si chiamava Maracuja, che abbiamo preso un po' in giro per il nome. E poi però io l'avevo mangiato prima della gara e abbiamo fatto tutte 0, quindi aveva portato bene e mi hanno obbligato a mangiarla alle 8 di mattina del giorno dopo. Un risultato che ha lasciato con il fiato sospeso fino all'ultimo percorso della squadra del Veneto. Quando sono entrata io per la prima prova, avevo il cuore che batteva 1000, però poi la testa è fondamentale, quindi sangue freddo, si entra, suona la campana, sai che devi dare il meglio di te e poi parti, senti il ritmo del tuo cavallo e cerchi di volare con lui, diciamo. È stata un'esperienza incredibile, forse un sogno che si realizza, potrei dire. La formazione autrice di questa impresa è guidata dal tecnico Gianluca Palmizzi e seguita dal mental coach Olimpia Guazzo. Loro secondo me sono stati fondamentali perché hanno proprio creato questo gruppo e hanno fatto di tutto per noi in queste giornate e secondo me loro sono stati veramente un punto molto importante per questo risultato. È stata la mia prima esperienza a squadra, è stata veramente un'emozione incredibile, un sogno che si è realizzato, è stata una gara stupenda, è andata molto bene, e il campo è stupendo, è stata veramente una bellissima esperienza. Sicuramente mi piacerebbe continuare con questo iter di buoni risultati che sto avendo, e l'anno prossimo mi piacerebbe ripetere questa esperienza a Piazza di Siena che è stata veramente bellissima e sarebbe molto bello ripeterla e, come ho detto prima, migliorare questo risultato. Al di là del risultato, certamente favoloso, è il team molto affiatato a fare la differenza. Anche se il secondo anno comunque è sempre una grande emozione, anche perché poi comunque è un concorso che ti permette di trovare vari punti su cui poi comunque andare a lavorare ancora a casa per migliorarsi. È una grande emozione perché comunque andare a avere i colori del Veneto è sempre una cosa, insomma, che ti dà molta soddisfazione e insomma è molto bello. Il prossimo anno si vince.